Come verranno spesi i soldi che il Veneto si troverà a gestire con il via libera ricevuto dal ministro Salvini alla holding autostradale regionale a partire dalla Brescia-Padova? Il presidente Alberto Stefani ha assicurato che 400 milioni in più verranno impiegati nella manutenzione delle infrastrutture e nella realizzazione di nuove strade. Diversa la lettura data da Giovanni Manildo durante l'ultima puntata di Ring. Per il capogruppo PD in regione i soldi della gestione della Brescia-Padova serviranno a coprire i debiti della Pedemontana. Il tema è che il gettito della potenziale holding autostradale possa poi essere investito in altre strade, in manutenzione è sicuramente un auspicio. Ricordiamo tutti la necessità che il gestore investa per mantenere le autostrade. Purtroppo abbiamo tutti nella memoria casi veramente tragici e quindi starei molto attento sul tema della concessione in house della holding autostradale. Uno spreco di denaro pubblico, rincara la dose il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Carlo Cunegato. Un'opera che doveva costare 2 miliardi ne costerà 12 e quindi questo è uno spreco di denaro pubblico e chi l'ha fatta ha una responsabilità politica enorme. L'analisi di Flavio Tosi tira in ballo la Lombardia, dove corre per circa 30 km il tratto autostradale della Brescia-Padova. Nel momento in cui comunque come cittadini veneti quei soldi lì li dobbiamo tirar fuori, meglio che ci sia un sistema più ampio che assorbe almeno gran parte della perdita che oggi purtroppo genera per i cittadini veneti la Pedemontana. Chiudo dicendo che quello che manca in questa narrazione è che ovviamente dovrei trovare un accordo con la Lombardia in qualche modo per la concessione della Brescia-Padova corre per 30 km in territorio lombardo. Al progetto della holding autostradale del nord-est si affianca quello della Val d'Astico Nord, ma l'autonomia autostradale dovrebbe riguardare anche la Pedemontana, l'affondo di Gianantonio Darè che non risparmia strali al suo ex segretario Matteo Salvini. Penso che anche la Pedemontana deve andare sul conto di società autostrade. Per quale motivo questa strada, che è importantissima per le nostre imprese, deve pagarla i veneti quando gli utili poi vanno a Roma? È questo che io chiedo. Il ministro Salvini dovrebbe accollarsi la Pedemontana e portarla nel grande bacino della società autostrade.